Grazie a tutti, mi presento Marco Grandin, Bayer, tecnico per Treviso, Friuli e anche un po' Venezia. La mia relazione sarà veloce, spero di recuperare per voi, insomma per i colleghi qualche minuto, e verterà appunto sulle caratteristiche del Prosper 300, che la caratteristica principale del Prosper 300 è a base di spiroxamina, ma è la formulazione. Come vi dicevo, il Prosper 300 a base di spiroxamina è un principio attivo che ha una sistemia xilematica, quindi va dal basso verso l'alto, è preventivo, curativo e appartiene appunto al gruppo 5 dell'IBS, gruppo delle ammine. La caratteristica essenziale di Prosper 300 è la formulazione, mi concentrerei proprio su questo aspetto. Il Prosper 300 è un microincapsulato. La formulazione microincapsulato appunto è determinata da queste sferette che sono dei polimeri all'interno dei quali è contenuto il principio attivo. E questo tipo di formulazione genera una serie di vantaggi che magari successivamente vi farò vedere. Questo è un po' il dettaglio di cosa significa appunto questo microcapsule. È un polimero che una volta distribuito sulla pianta l'acqua evapora, si disperde e il principio attivo inizia a diffondere attraverso questa membrana. In questo modo si ha un rilascio graduale del principio attivo in modo tale dal punto di vista dell'efficacia sia essa più prolungata e anche genera una maggiore selettività. Vedete appunto queste freccette verso l'esterno che stanno a indicare proprio la diffusione del principio attivo verso l'esterno, quindi verso il punto del vegetale, appunto, della superficie vegetale dove è necessaria la presenza del principio attivo. Questo fatto appunto di questa formulazione genera una serie di vantaggi: aumento dell'attività residuale del principio attivo, riduzione della fitotossicità, effetto biologico costante e riduzione delle perdite. Queste sono tutta una serie di vantaggi, in realtà ce ne sono anche molti altri, ma in questo caso non è necessario elencarli, altrimenti la presentazione diventa un po' troppo lunga. Il principio attivo spiroxamina ha un'azione preventiva ma anche un'azione curativa. Noi consigliamo il Prosper 300 proprio nelle prime fasi di sviluppo dell'apparato vegetativo della pianta, quindi dopo diciamo il terzo intervento, quando si inizia la difesa antipronosporica, appunto con i primi due interventi di apertura. Il terzo e il quarto intervento sono i momenti clou appunto dove applicare la spiroxamina, nello specifico Prosper 300. Quindi questa azione preventiva che è data proprio dall'applicazione del principio attivo prima che inizi l'infezione di oidio. Questo proprio è l'effetto su spore che sono appena germinate o che stanno per ingrossare e iniziare il momento dell'infezione. La spiroxamina Prosper 300 ha anche una certa attività curativa, infatti noi consigliamo 2 interventi di apertura, come dicevo, e eventualmente un terzo intervento postfiorale se dovessero essere delle infezioni in corso, appunto a questa azione curativa che insomma è stata ormai consolidata in questi anni di applicazione del formulato. Quindi ribadendo alcune delle caratteristiche del Prosper 300, questa rapidità d'azione e un elevato effetto curativo l'affidabilità appunto in tutte le fasi di sviluppo dell'apparato vegetale, quindi all'inizio e anche nelle fasi successive alla fioritura, quindi quando siamo a grano di pepe. Questo è il calendario di applicazione di Prosper 300, appunto, che ribadisce quello che ho già detto: trattamenti iniziali, d'apertura su micello svernante soprattutto, e trattamenti successivi alla fioritura. In totale Prosper 300 ha 3 interventi in etichetta. Quindi un prodotto che agisce su diversi organi del fungo in fase preventiva, come dicevo, in fase curativa, è flessibile nell'applicazione e diciamo che ha una persistenza di efficacia anche dovuta alla sua formulazione, che è pari a circa 10-14 giorni. Quindi se vogliamo un po' riassumere i vantaggi del Prosper 300, è legato, oltre che alle caratteristiche della molecola che già conoscete perché è in commercio da tanti anni, proprio su questo concetto di microincapsulazione del principio attivo, che genera appunto una copertura e un rilascio graduale sulle foglie, miglior penetrazione quindi del principio attivo e maggior resistenza alle piogge.
la microencapsulazione genera anche una migliore selettività del formulato e del principio attivo. Io vi ringrazio dell'attenzione.